Ha preso il via stamattina nello spazio creativo di Hub 12 a Padova, in Veneto, l'iniziativa per lo sviluppo di progetti di innovazione sociale e culturale promossa dalla Regione e finanziata dal Fondo Sociale Europeo per riportare in Veneto i cosiddetti cervelli in fuga. Grazie a un budget di 3 milioni di euro e alle caratteristiche particolarmente innovative di un network di 14 progetti che saranno presentati in 6 città fino al 14 dicembre con eventi dedicati, l'iniziativa si pone l'obiettivo di fare del Veneto un punto di incontro di scienziati, artisti, ricercatori, start-upper, professionalità altamente qualificate provenienti da tutto il mondo, favorendo così la nascita di poli di attrazione permanenti e la creazione di nuovi posti di lavoro. Una giornata, quella di oggi, che ha permesso non solo di conoscere nel dettaglio i progetti, ma anche di scambiare informazioni e idee tra i partecipanti, divisi in gruppi tematici: social economy, circular economy, IoT, innovazione rurale. Un progetto molto ambizioso che affronta un tema difficile, che è quello dei cosiddetti cervelli di ritorno, quindi giovani o meno giovani che sono andati all'estero a studiare, a lavorare. Questo ovviamente è importante, ma che poi dovrebbero in qualche modo, con un effetto circolare, ritornare in Italia e ritornare in Veneto. Questo è un progetto che in particolare ha come tema l'innovazione sociale, quindi diamo l'opportunità a persone di ritornare temporaneamente in Italia e con un effetto di contaminazione, di portare le conoscenze, le esperienze che hanno fatto nel nostro territorio, con particolare riferimento appunto ai temi di innovazione sociale e a rigenerazione urbana, anche dove siamo qui oggi. Ovviamente ha un significato, una sede particolare che una volta era un'officina, adesso è diventata un posto dove si fanno degli eventi, dove si fa comunicazione. Questi cervelli in fuga, a loro vogliamo dare la possibilità di avere un'alternativa e quindi anche di dire che il Veneto li è pronto a riaccogliere. E chi? Quelli che sono andati via e che sono veneti, che stanno facendo esperienze di lavoro nell'accademia all'estero e che possiamo richiamare da noi dentro le imprese o dentro il mondo della università. Dall'altra abbiamo guardato e abbiamo detto: ma chi ha start-up innovative nel resto del mondo vuol venire a raccontarci, a contaminare il nostro di mondo delle start-up? E quindi questa è la seconda. E la terza è l'area delle arti e della creatività, perché se è vero che l'Italia è forte nel suo export e nella sua internazionalizzazione proprio nell'ambito della creatività artistica e siamo il paese più bello del mondo, è giusto che chi ha fatto qualcosa di interessante all'estero possa venire a prestare il proprio cervello anche qui.